Noi abbiamo voluto indire questa conferenza stampa ancora prima delle dichiarazioni di Berlusconi della scorsa settimana perché anche quasi in provocazione al Partito Nazionale, perché ci siamo resi conto che se non diamo una sferzata, se non diamo anche una sorta di popolarità di partecipazione da parte dei candidati alle elezioni politiche, rischiamo di vedere il nostro elettorato che rimane a casa e che in parte vota magari e fa un voto di protesta. Queste primarie che vogliamo sono soprattutto indirizzate al rinnovamento. È evidente che tutti i candidati possono correre, quelli che ci sono già presenti come Camera dei Deputati, come Senato, ma l'auspicio è vedere facce nuove che si confrontano su dei temi, su dei territori che sono dei collegi provinciali e anche portano qualcosa di novità, portano una vibrazione di emozione all'interno del sistema Casa delle Libertà. È chiaro che poi questo porta un grosso attivismo, una raccolta di firme da parte dei candidati, perché non è che possono arrivare qui e dire ci candidiamo. È anche chiaro che questo provocherà magari degli scontri, ma piuttosto di vedere una prateria senza cavalli e senza persone, quindi un deserto, mi metto sul conto anche lo scontro, mi metto sul conto anche magari il dibattito aspro interno, ma vorrei, il mio auspicio e l'auspicio del partito è questo, vorrei che ci fosse un confronto forte fra chi magari non ha mai partecipato o ha partecipato poco alla vita politica e chi è qui da parecchi anni. Ecco, tutto questo porta a mio avviso una positività e un valore aggiunto. La novità di questa iniziativa è che rispetto alle primarie legate al Premier e quindi praticamente alla figura principale che va a candidarsi a livello nazionale, noi li estendiamo complessivamente a tutti quelli che sono toccati da eventuali candidature alla Camera dei Deputati, al Senato e alle grandi e medie città. E questa è una novità rispetto al nazionale. Ci sarà un problema legato alle date, perché bisogna vedere se coincideranno con le date del nazionale, quindi delle primarie nazionali. Se non coincideranno perché sono troppo vicine, noi decideremo di portarle verso fine gennaio, per quanto riguarda il Veneto e i candidati legati alla Camera dei Deputati e alle primarie delle grandi città e delle medie città. Sarà un bel dibattito. Anch'io non so dove finiremo, francamente, non posso dire ho uno scenario chiaro, però apro le braccia e dico ragazzi, qui bisogna tirarsi sulle maniche e capire che l'elettorato è stufo.